Buon pomeriggio a tutti ragazzi, poco fa una scossa di terremoto ha colpito la zona di Parma, una scossa registrata alle 13:17 con una magnitudo ragazzi di 3,9 e questa scossa è stata registrata dalla sala sismica dell'Ingv di Roma con l'epicentro a 5 km a sud-est di Borgo Valditaro, quindi Parma ragazzi, a una profondità di soli 7 km, quindi crediamo che sia stata ascoltata da molte persone perché la profondità è davvero pochissima, quindi 7 km, quasi 4 di magnitudo, credo che sia stata sentita benissimamente quasi ovunque. In effetti la scossa è stata avvertita sia in Emilia che in Toscana, in particolare a Berceto, Corniglie, Solignane, che sono più o meno città che stanno vicino ai confini, e dalla stessa Parma in effetti. Quindi l'epicentro ha interessato la zona di confine tra l'Emilia e la Toscana, perciò diciamo tanta gente ha chiamato giustamente tutti i comuni diciamo della zona colpita, vigili del fuoco, diciamo un casino. Purtroppo, secondo alcune notizie che stanno girando, diciamo, in rete, sul web, non ci sarebbero, diciamo, ciao massimo feriti oppure danni a persone o cose, quindi già è una cosa buona, ragazzi, che ultimamente è vero, ciao avvocate, che stanno succedendo un sacco di scosse, ma è pur vero da nessuna parte. Quindi ragazzi, la scossa è stata di 3,9 con solo 7 km di profondità, quindi a Parma è stata registrata nella zona di Parma, al confine diciamo con la, diciamo, Parma, diciamo dal confine dall'Emilia e la Toscana. No, dicono di no, che non ci sia nessun problema sia alle persone che alle cose, quindi è stata più la paura perché giustamente essendo poco la profondità è stata sentita molto bene anche a distanza, diciamo, dalla zona che è avuto modo l'epicentro, diciamo. Quindi in effetti l'hanno sentita sia in Emilia e Romagna che in Toscana, perché diciamo la parte dove è stato l'epicentro era al confine, capisci? Poi essendo di solo 7 km di profondità è stata sentita pure a distanza, diciamo. Sì, sì, no, non ci sono feriti né a persone né cose, ragazzi, erano le 13:17, sono le, come vi dico io, 17:51, quindi ci doveva stare, diciamo, qualche cosa. Sì, Francesco, questo l'ho detto già in vari video io, più o meno, a Parma, quindi una scossa di magnitudo 3,9, quasi 4. Quindi diciamo che la profondità sta preoccupando perché ultimamente non lo so, ma le scosse di terremoto sono molto poco profonde. Cioè prima si avevano scosse, sì, però profondità 70-80 km, 100 km, ma la profondità sembra essere risalita, diciamo così. Cioè vai a vedere un terremoto 7 km di profondità, quindi significa proprio sopra sopra, e quindi più sopra è peggio è. Immagina una scossa di magnitudo 7 e con solo profondità di 4 km, ragazzi, butta i palazzi a terra. Tranquillo, senza esagerare e senza voler far mettere paura oppure qualche altra cosa. È proprio così il problema, se una scossa di magnitudo 7 colpisse qualsiasi città come l'Italia, che non abbiamo strutture antisismiche, questo voglio dire io. Ciao Anna, buon pomeriggio. Quindi con una magnitudo diciamo di 7, no no, Parma, Avvocatella. Quindi diciamo che se fosse una profondità di 4 km, faccio un esempio, una scossa di magnitudo 7, raga, i palazzi oscillano proprio. Poi non credo che questi qua riescano a diciamo, mantenere l'oscillazione del terremoto. Poi comunque va anche calcolato l'intensità, quanto dura. Se dura 2-3 secondi, ragazzi, può anche resistere un palazzo, una cosa così, ma se dura, che ne so, 30-40 secondi,
Allora ragazzi, mi preoccupa un poco. Magnitudo 7, profondità 4 km. Se mantiene 30 secondi, ragazzi, ciao ciao a tutti. Questo è quello che giustamente i parametri sono quelli là in effetti. Se poi fa magnitudo 7 e a 50 km di profondità, ragazzi, non sentiamo niente. Può sentire leggermente un po' la terra muoversi, ma non di più. Il problema, ragazzi, è la profondità. Quindi più sopra sta, ragazzi, è peggio è durata poco, e quello è il problema. Poi dipende, non lo so, Antonella, io mo ho visto il tuo ti dico una bugia, perché poi scorrono veloci, diciamo, i nomi di tutti, quindi Marinella, Antonella, Massimo, quindi scompare uno, appare un altro, quindi io faccio fatica a stare appresso a tutti. Dopo comunque ti controllo, non ti preoccupare. Sì, sì, come sempre, nulla di buono, sì, sì. Una scossa di 3.9, quasi 4 a momenti a Parma, e la cosa brutta è a solo 7 km di profondità. Questo è il problema, che meno profondo è più si sente, quindi 7 km, ragazzi, questi l'hanno sentita bene bene bene, quindi non lo so, ma dopo controllo sempre, perché questo è un casino di questi che si infiltrano. Ho bloccato, non so, ti giuro, avrò bloccato secondo me una 70-100 account falsi di persone che in effetti so chi è, in effetti è sempre quella che dà fastidio al mio canale, e quindi devo bloccare in continuazione sempre, e vabbè, finché io lo farò non ci sta problema. No, non l'ho letto, quindi dopo questo video vado a bloccare anche quest'altra. No, no, per il momento no, perché comunque Franci alle 13 era, quindi 13 e un quarto, l'1 e un quarto. Non ci dovevano già stare scosse di assestamento, invece no, ho pure visto sull'IGV, non porta nulla, quindi non credo che ce ne siano dopo 3-4 ore, non credo, Vabbè ragazzi, vi saluto a tutti, ci sentiamo più tardi. Se saprò qualche aggiornamento su Parma, io faccio l'aggiornamento Parma, così capirete il video. Quindi ragazzi, buon pomeriggio a tutti, mi vado a fare un caffettino, buona serata a te Massimo, ciao Francesco, ciao Avvocatella, ciao Marcella, ci sentiamo più tardi con qualche altro video, speriamo che non è un terremoto come a tutti i giorni, che qua ne fanno 2-3 al giorno oramai. Ciao Maria, ciao a tutti ragazzi e buona serata.